Licenziata oggi in seconda commissione la nuova legge sulle ATER, una legge che vuole dare una semplificazione dal punto di vista organizzativo con una governance chiara e che permetterà, soprattutto dopo il regolamento che produrrà la Giunta regionale, di avere degli strumenti per dare delle risposte e dare equità a quello che è un settore come quello dell'edilizia residenziale pubblica che deve necessariamente avere nuove regole. Vogliamo che gli appartamenti siano dati a chi effettivamente ne ha bisogno, non ai furbetti dell'appartamentino che attraverso magari qualche astuzia riescono a mantenere per anni un appartamento anche se non ne hanno più diritto. Questa legge inizierà un percorso di tutela verso quelle fasce deboli che devono avere un appartamento così come questa legge lo prevede. E quindi riteniamo il lavoro fatto in questi mesi in commissione sia stato un lavoro intenso, anche oggetto di molti contributi da parte dell'opposizione, e sono convinto che in aula arriveremo con un testo di legge che darà le certezze a quelle fasce deboli del Veneto che hanno bisogno di avere garanzie per il proprio alloggio, ma far sapere anche a chi non ha più diritto che è terminato il tempo dei furbetti e arriveranno i controlli affinché questi appartamenti possano essere messi nella disponibilità di chi effettivamente ne ha bisogno. La Commissione ha voluto approvare una proposta di legge sull'edilizia residenziale pubblica che è assolutamente insufficiente. Io dico che è una legge del boh perché alle domande fondamentali si rinvia tutto alla Giunta. Praticamente è una proposta di legge che dice alla Giunta definisci quali saranno i criteri per fare il bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Definisci Giunta quali saranno i canoni. Ma allora cosa ci sta a fare il Consiglio regionale che dovrà definire quali sono i criteri almeno sia per il conteggio dei canoni sia per l'assegnazione degli alloggi. Poi ci sono introduzioni molto pesanti per gli inquilini, come per esempio quello della mobilità forzata, oppure altre decisioni che lasciano il tempo che trovano. È una legge che quindi non ci soddisfa assolutamente, abbiamo votato contrario e spero che ci sia anche una mobilitazione esterna per poter migliorare questa legge.